È giunto il momento di interazione con i nostri telespettatori, parte l'esperto risponde, avete un numero di telefono a vostra disposizione, quest'oggi l'ho anticipato, parleremo di un uso consapevole dei farmaci, lo faremo in compagnia del dottor Davide Cecchinato, segretario generale di Consum Verona, oggi accompagnato da Carlo Tiengo, consulente Adiconsum per il settore farmaci, quindi davvero due grandi esperti a vostra disposizione, cominciamo a fare le nostre considerazioni generiche. Davide, come si comporta Adiconsum nei confronti dell'utilizzo dei medicinali? Quali sono le attività che avete messo in piedi? L'utilizzo dei medicinali è per Adiconsum una materia molto importante che segue già da qualche anno e perché abbiamo notato appunto che il consumatore ha bisogno, ha necessità anche per intervenute modifiche legislative di prendere coscienza di quali sono le possibilità di utilizzo appunto del prodotto farmacologico anche avvantaggiandosi di sconti che possono essere reperiti grazie all'introduzione dei cosiddetti farmaci generici. Per noi è importante quindi fare informazione ed educazione appunto per rendere edotto il consumatore su queste tematiche e aiutarlo a fare la scelta giusta. Quando parliamo di medicinali generici, signor Tiengo, che cosa c'è da considerare di importante? Beh, c'è da considerare che i farmaci generici sono esattamente uguali, o io userei più propriamente il termine bioequivalenti, cioè si comportano nello stesso modo una volta che li abbiamo assunti nel nostro organismo rispetto ai farmaci da cui derivano, che prendono il nome di originatori. I farmaci generici quindi sono esattamente equivalenti appunto al farmaco originatore e siccome mancano tutti quelli che sono i costi di studio, come dire, gli studi preclinici prima dell'immissione in commercio, i costi ovviamente sono molto abbattuti e quindi costano meno. Ecco, qui vorrei sfatare un luogo comune che è quello che si può pensare che siccome costano meno sono di minore efficacia. In realtà non è così, costano meno proprio perché mancano tutti gli studi preclinici che hanno dovuto invece affrontare chi ha brevettato il farmaco per primo. Ovviamente se io ho una 500 nuova costa di più perché devo inventarla, studiarla eccetera. Se invece mi costruisco una copia della 500 ho la stessa qualità però ha un costo minore. Solitamente è il farmacista che dovrebbe indirizzarci verso una scelta più economica o è a nostra richiesta? Allora, per legge è il farmacista che chiede al paziente se vuole il generico rispetto all'originatore. In qualche modo si può avere anche un consiglio da parte del medico e comunque non di tutti, ricordiamoci, esiste il generico, solo di quei farmaci originatori che hanno perso il brevetto e che quindi hanno la possibilità di essere cosiddetti, tra virgolette, copiati e quindi possedere un generico a costo inferiore. Dopo sarà il cittadino che deciderà se volere o meno il farmaco generico. Ovviamente prendendo il farmaco generico il cittadino risparmia, sia che sia un farmaco a totale carico del cittadino, i cosiddetti farmaci di fascia C, per cui il farmaco costa meno, sia per quei cosiddetti farmaci invece di fascia A che sono mutuabili, dove c'è sempre una differenza da pagare. La differenza rispetto al farmaco generico ovviamente è inferiore rispetto a quella che c'è col farmaco originatore, quindi un risparmio per il cittadino. Interazione fra alimentazione e medicinali, quali sono le riflessioni che è importante condividere anche con chi ci segue da casa? Allora, ci sono moltissime interazioni, partendo già dall'interazione con i farmaci, mi ricordo che nella USL dove ho lavorato in provincia di Padova abbiamo rilevato che alcuni pazienti prendevano 28 farmaci diversi, quindi pensate come dire, esponenziale possibilità di interazione che esiste tra 28 farmaci, che può essere esclusivamente sì e no anche calcolata e valutata da un farmacista o dal medico. Quindi già esiste un'interazione molto sviluppata tra farmaci e forse meno nota, meno conosciuta è quella che esiste invece tra farmaco e farmaco naturale, lo chiamo farmaco naturale, in realtà sarebbe un parafarmaco naturale, e alimenti. Pensate che esiste per esempio una diretta
interazione tra alcuni farmaci per la pressione o per il colesterolo se presi con il succo di pompelmo. Ora, chi di noi non ha il succo di pompelmo a casa e si è valutato che in alcuni casi per alcuni farmaci per la pressione, per esempio, l'assorbimento e quindi l'effetto del farmaco antiipertensivo risulta essere ridotto addirittura della metà rispetto a quello che è assunto con l'acqua o assunto con il succo di pompelmo. Quindi la ricetta del medico come dovrebbe essere compilata per essere corretti? Beh, la ricetta del medico è compilata già correttamente, ovviamente i medici, pur molto oberati dalla burocrazia a cui sono sottoposti, è già ovviamente ben compilata. Può riportare la dicitura del farmaco originatore o direttamente quella del generico. Ovviamente se riporta quella del generico, diciamo, la scelta è già stata fatta forse contemporanea alla stesura della ricetta tra il paziente e il medico. Se riporta quello dell'originatore sarà compito del farmacista illustrare prima e consigliare eventualmente l'utilizzo o meno del generico. A noi utenti, qual è un comportamento corretto prima di assumere un farmaco? È importante leggere le istruzioni all'interno? È importante leggere le istruzioni all'interno sicuramente, con una certa ottica però, perché lo chiamano infatti bugiardino, proprio perché dà delle informazioni che sono difficilmente recepibili diciamo all'utente normale e qualche volta anche per noi sinceramente addetti ai lavori. Secondo me il contatto diretto e la collaborazione diretta tra farmacista e paziente o medico e paziente e tra le due figure professionali, anche medico e farmacista, è indispensabile, molto importante. Quindi qualsiasi dubbio abbiate, rivolgetevi al medico o al farmacista. Forse il farmacista per sua peculiarità è più disponibile nel senso di tempo, perché lo trovate in farmacia o parafarmacia, e magari il medico invece in sala d'attesa magari è un po' oberata. Comunque ovviamente le due figure si equivalgono sicuramente. Immagino ci sia comunque un po' da diffidare dal fai da te adesso con tutte assolutamente sì. Potenzialità che ci sono anche attraverso internet, può diventare in qualche modo anche pericoloso. Mi ha rubato le parole di bocca, non comprate farmaci su internet. Mi raccomando, questa è una delle uniche cose perentorie che dico. Sono farmaci che, se vi va bene, possono contenere il principio attivo indicato in etichetta, però magari mal conservati, scaduti o magari come dire, deteriorati. Se vi va male, ed è la maggior parte delle volte, non contengono il farmaco che è il principio attivo meglio che è indicato in etichetta, possono contenere addirittura un altro principio attivo che è diverso da quello indicato in etichetta, con le conseguenze che ovviamente potete immaginare. Abbiamo dei casi, non sto parlando così a caso, ma abbiamo una letteratura dove sono stati venduti di tutto, diciamo, e di più nel giro per il mondo. Come vanno correttamente conservati i medicinali? Quindi? Allora, sicuramente vanno conservati in un armadietto al di fuori della portata dei bambini e degli animali, magari chiusi a chiave, possibilmente non in cucina o in bagno, perché sono i luoghi in cui c'è una variazione di temperatura e di umidità molto rapida che può deteriorare facilmente i farmaci. In un luogo asciutto in cui viene posizionata la cassetta dei medicinali, appunto al di fuori della portata di altre persone. Come vedete, oggi è davvero un vademecum su un utilizzo consapevole dei farmaci, davvero si possono rischiare grosse complicazioni. Torniamo a parlarne subito dopo la pubblicità. Torniamo in diretta con la nostra guida all'uso corretto dei farmaci. Continuiamo a parlare di tutti i punti che riguardano questo macro argomento che raccoglie un sacco di informazioni ma anche di disinformazione, proprio per questo che ve ne stiamo parlando oggi qui dal salottino di Sei a Casa. Eravamo arrivati a parlare di farmacia, medicinali generici, la nascita invece di queste parafarmacie, in che luogo dobbiamo collocarle esattamente? Possiamo affidarci comunque con fiducia? Beh, diciamo sicuramente sì. La peculiarità delle parafarmacie è che troviamo un farmacista
farmacista che è lo stesso che potremmo trovare in farmacia e che quindi è una figura professionale che potrebbe ovviamente aiutarci sull'uso di tutti i farmaci, non solo quelli che si trovano in parafarmacia, che sono quelli senza obbligo di ricetta medica, ma sull'utilizzo di tutti i farmaci ovviamente. E mi permetto di spezzare una lancia a favore di questo nuovo esercizio che è cominciato grazie al decreto Bersani, la cosiddetta lenzuolata del luglio del 2009, che ha permesso in qualche modo, no scusate, luglio 2006, è passato parecchio tempo, che ha permesso come dire, la vendita del farmaco da banco, cioè quello senza obbligo di ricetta medica, al di fuori anche del canale farmacie. Questo ovviamente ha provocato un'evidente discesa dei prezzi con un risparmio ovviamente per il consumatore. Che di questi tempi poi non guasta. Infatti ci insegna la legge dell'economia che quando c'è una concorrenza, quindi un canale concorrenziale che vende i nostri stessi prodotti, abbiamo una calmierazione dei prezzi, cioè un abbassamento dei prezzi e con conseguente appunto vantaggio per il consumatore finale. Siccome però si parla di non vestiti ma di farmaci, ecco che molto intelligentemente, secondo me, il legislatore ha introdotto obbligatoriamente la figura del farmacista come interfaccia tra la vendita dei farmaci con le peculiarità che abbiamo detto prima e poi l'utente finale che deve utilizzarli. A proposito di interazioni, di cui prima abbiamo fatto esempi anche molto pratici, non so se magari signor Tengo gliene possono venire in mente altri proprio per essere molto semplici e schietti anche con chi ci segue da casa, ma un utilizzo improprio del medicinale, in questo caso parliamo di medicine che vengono assunte anche nel momento in cui non ve n'è bisogno. Stiamo davvero correndo un pericolo? Probabilmente sì, perché ci si affida molto a internet, torniamo un po' al discorso di prima. Qui invece per l'acquisto ci affidiamo a internet per la consulenza. Intanto bisogna sempre capire chi effettivamente ci risponde o chi ci dà questi consigli, perché se fossimo sicuri che è un medico, un farmacista, possiamo ancora in qualche modo avere dei consigli anche di una certa valenza. Siccome questa sicurezza è impossibile da avere o quasi, prendiamo molto con le pinze soprattutto il fai da te o comunque i consigli che arrivano, ma io ho fatto così oppure la mia amica ha fatto così, si è trovata bene, perché ricordiamoci che il farmaco è come dire peculiare per ognuno di noi. Ognuno di noi risponde in maniera diversa nei confronti del farmaco, non solo, ognuno di noi prende anche altri farmaci o altri prodotti erboristici, altri prodotti omeopatici che possono ovviamente inficiare come dire, il beneficio che ne può derivare dal farmaco stesso. Vi faccio un esempio, uno per tutti. In America c'è stato un caso di morte e 2 di rigetto di 3 pazienti che operati e trapiantati di cuore prendevano il farmaco antirigetto. Poi, vuoi per la malattia, vuoi per gli affari loro, sono entrati in un'erboristeria o in farmacia per prendere l'iperico, una delle compresse di iperico che è a base appunto di una pianta che serve a un'azione antidepressiva e fatalità ha voluto che l'iperico interagisse con il farmaco antirigetto portandolo a 0 nel sangue e ovviamente provocando il rigetto di cuore. Appunto uno dei 3 non ce l'ha fatta, gli altri 2 sono stati ritrapiantati. Quindi vedete come il pericolo è dietro l'angolo. Sembrava una cosa banale, uno potrebbe dire il luogo comune è prodotto naturale, prodotto sicuro, non è vero. Anche i prodotti naturali hanno le loro interazioni, hanno le loro problematiche, tanto è vero che l'iperico, se voi vedete in tutti i prodotti naturali che contengono iperico, adesso riportano la dicitura, consultare il vostro medico prima dell'assunzione se assumete altri farmaci. Non sottovalutiamo nemmeno questa dicitura, quindi. Assolutamente. Per quanto riguarda lo smaltimento dei farmaci, è davvero importante
raccoglierli negli appositi contenitori che sono predisposti? Beh, penso che ormai il nostro senso civico sia arrivato a un punto tale per cui tutti sappiamo che vanno gettati negli appositi contenitori che trovate nelle vicinanze delle farmacie, parafarmacie, in ogni comune, e ovviamente non gettiamoli nella pattumiera normale per non inquinare. Sono altamente inquinanti, non solo, ma rappresentano anche un pericolo per qualcuno che potrebbe trovarli. Mettete un bambino oppure ci sono dei cerotti alla morfina, ci siamo accorti che quando ancora non c'erano questi smaltimenti qualche drogato cercava il cerotto alla morfina non usato o parzialmente usato da crisi di astinenza, insomma, per usarlo al posto della morfina. Quindi ovviamente gettarli in questi contenitori vuol dire anche preservare la salute altrui, in quanto sono inviolabili. Una volta che è entrato il farmaco, di lì non esce più. Se dovessimo stilare le regole principali per evitare le infezioni, quindi senza ricorrere poi ai medicinali, che cosa potremmo dirci? Beh, sono le regole comuni, ovviamente usare dei fazzoletti usa e getta e gettati nell'apposito contenitore, comunque senza promiscuità, lavarsi sempre molto bene le mani, soprattutto quando si usano i servizi igienici magari pubblici e come dire, usare sempre dei buoni prodotti disinfettanti per le superfici lavabili, soprattutto del bagno e via dicendo. Quindi buone norme che dovrebbero essere già diciamo, adottate comuni, da tutti. Esattamente. E parliamo invece a livello di costi, siamo partiti da questo aspetto, cosa è detraibile o deducibile? Allora, sono detraibili o deducibili, la differenza passa solo nel soggetto che vuole detrarre o dedurre, cioè gli invalidi civili al 100% deducono e invece i soggetti normali detraggono dal reddito. Questa è una piccola finezza che forse sa spiegare meglio di me un commercialista, comunque è una differenza abbastanza minima. E, per quanto riguarda la detraibilità comunque o la deducibilità sono tutti i farmaci omeopatici e li distinguiamo da quelli che sono farmaci, scusate, meglio prodotti, chiamiamoli così, prodotti naturali, dal fatto che sullo scontrino parlante, cioè lo scontrino che indica non solo la quantità ma la qualità del prodotto che abbiamo acquistato in farmacia e parafarmacia, deve essere indicato la dicitura farmaco. Allora comparirà per i farmaci da banco, per i farmaci i cosiddetti fascia C, per cui serve la ricetta medica, per il ticket che noi paghiamo in farmacia e appunto per i farmaci omeopatici. Poi sono detraibili da qualche tempo in qua, sembra, perché sa che in Italia poi su certe cose non si è molto sicuri, comunque sembrerebbe i dispositivi medici di seconda classe. Ci sono alcuni sciroppi, per esempio naturali, che sono classificati come dispositivi medici di seconda classe che sono altrettanto deducibili o detraibili. Poi gli apparecchi elettromedicali, quindi apparecchi per la pressione, per l'aerosol e i presidi che servono indispensabili per somministrare un farmaco, vedi siringhe e via dicendo. Tutto questo e molto di più è raccolta in una guida che è stata creata proprio da Adiconsum a disposizione di tutti i cittadini. Vogliamo darne qualche notizia per chi fosse interessato ad averne una copia anche a casa propria? Sì, esatto, la guida è questa, è una guida redatta grazie all'esperienza e alle conoscenze del dottor Tiengo con le illustrazioni di Michela Targa, molto semplice appunto anche grazie alle illustrazioni facilmente leggibile e consultabile che può essere reperita presso la nostra sede di Adiconsum di Verona in Lunga Adige Galtarossa 22, oppure si può anche fare una richiesta tramite mail sul nostro sito adiconsumverona.it, ci sono tutti i riferimenti per ottenere copia della guida. Questa guida è stata già stampata in 20.000 copie, siamo arrivati alla terza edizione, è un utile ausilio per il consumatore per orientarsi e soprattutto acquisire informazioni per poi fare scelte consapevoli, soprattutto nel settore
della salute, che è un settore importante e per il quale dobbiamo porre la massima attenzione. Possiamo dire in questo caso che non è scritto con la scrittura del medico, è scritto molto semplice, la domanda, risposta diretta, quindi davvero alla portata di tutti, perché l'informazione davvero deve essere patrimonio di tutti coloro che ci stanno seguendo. Noi siamo in chiusura di trasmissione, ringrazio il dottor Davide Cecchinato e il dottor Tiengo per la loro partecipazione oggi a Se a Casa. Io ringrazio anche tutti coloro che sono in ascolto e vi aspetto domani sempre alle 17:45, sempre qui su Telearena.